stiamo solo pensando a finire il campionato e a prepararci al meglio per questa Supercoppa, che è l'ultimo dei trofei e lo vogliamo portare a casa. Domani l'ultimo impegno col Sant'Arcangelo per superare il record dei 70 punti di un campionato già stravinto. Poi le partite di una Supercoppa che rappresenterebbe un fiore all'occhiello di una stagione da incorniciare. Andare a fare un campionato del genere stravincendolo e meritandolo sotto tutti i punti di vista era un qualcosa che all'inizio era impensabile. Quella del Bassano è stata una stagione fenomenale nella quale Petrone è cosciente di poter rivendicare un ruolo fondamentale. I successi raggiunti coi giallorossi potrebbero rappresentare un trampolino di lancio per un deciso e legittimo punto di svolta nella sua carriera. Dopo 15 anni di allenatore, più di 450 panchine, insomma è arrivato proprio il momento di fare quel passo che tutti noi vogliamo fare, tutti gli addetti al lavoro, tutti gli allenatori, tutti i giocatori, quindi lo si può fare qua a Bassano bene, altrimenti insomma si è fatta una stagione fantastica e ci rivedremo sicuramente. Mister, posso sintetizzare la sua risposta in una frase? Resto se si attrezza la squadra per andare in Serie B. Ci devono essere i presupposti giusti. L'anno scorso si è sposato un progetto a scadenza, quest'anno bisogna mettere le basi per un progetto.